Ciao a tutti, eccoci a un nuovo video sulla ortografia della lingua napoletana. Oggi parleremo delle doppie iniziali per abitudini. Che cosa intendo? Nel video numero 4 noi abbiamo già parlato della doppia consonante iniziale. Di cosa si tratta? Sia in napoletano che in italiano può accadere che la doppia consonante iniziale di una parola venga pronunciata doppia. Ad esempio, vengo da Milano, la M la diciamo scempia, ne diciamo una sola, vengo da Milano. Se invece diciamo vado a Milano, diciamo due M. Vado a Milano, non diciamo vado a Milano, vado a Milano. E questo è un meccanismo appunto linguistico. La regola della ortografia italiana ha stabilito che si deve sempre scrivere una, sia quando la pronunciamo una che quando ne pronunciamo due. In napoletano però nel corso della storia ogni tanto c'è stato qualche scrittore, qualche autore, pochissimi rispetto a tanti altri che avevano idee diverse, qualche autore che preferiva scrivere sempre questa consonante doppia. Il perché di questo fenomeno linguistico già ne abbiamo parlato nel video numero 4 e quindi non sto a ripetermi qua. In quel video vi ho parlato anche quando comunque sarebbe preferibile scriverne due, cioè quando serve per differenziare due parole simili, uguali, che però hanno significati diversi. Per esempio, Ovik, intendiamo quella persona, quell'uomo, quell'oggetto ben specifico, lo vedo, Ovik, mettiamo una sola V. Quando invece ci riferiamo a qualcosa di generico, Ovik, o sac, o sac, o conosca, o voglia, o voglia. Ecco, sono aspetti diversi quando ci riferiamo a una cosa ben definita e quando invece è generale questo nostro verbo. E tanti altri casi sono spiegati nel video numero 4. Adesso siamo al video numero 21 se non sbaglio. In questo video invece noi parleremo delle doppie iniziali per abitudine. Che cosa voglio dire per abitudine? Vi parlo di questo strano problema per modo di dire. Nella variegata fauna di scriventi in napoletano troviamo chi non scrive mai, non riporta mai la doppia consonante iniziale. C'è invece chi la scrive sempre questa doppia consonante iniziale. Poi c'è chi la scrive solo per differenziare, come vi dicevo poc'anzi, due parole simili, per cui a volte sì, a volte no, come diciamo è quella che preferisco io. E poi c'è chi la scrive, chi scrive solo alcune parole, le scrive sempre doppie, anche quando non servono per differenziare. Per cui guardiamo questa quarta categoria di queste persone. Ci sono alcune parole che vengono sempre scritte doppie, anche quando non servirebbe. Per esempio, bello, come bella, mettiamo sempre bello. Ne ho scritte alcune qua, vediamo un po' se si vedono. Ecco, Q, non voglio Q. Non servirebbe la doppia perché non esiste una parola Q con una sola C. Doia, molto spesso troverete doia. Questa è molto più spessa delle altre, per esempio l'uomo, l'anima, l'imbut, l'edera. Molto spesso troverete le doppie L. Non servirebbero per un fine diacritico, cioè per differenziare parole simili, ma c'è questa abitudine tra virgolette. Loro, loco, o re con due R quando non servirebbe, o rau, il ragù e così con. Ce ne sono tante altre. C'è questa strana abitudine. Qualcuno mi ha chiesto, ma perché questa abitudine? Di queste abitudini esistono due che io sappia, poi ce ne saranno altre. E sono curiose. La prima, il primo motivo è che molte di queste parole sembra che abbiano la doppia consonante per loro natura, cioè noi le pronunciamo sempre doppie, non solo quando ce l'impone quel fenomeno linguistico che poi, di cui ho parlato nel video numero 4.
Per cui un dei motivi è per loro natura. Queste parole noi le pronunciamo sempre doppie. L'altro motivo invece ve lo leggo pari pari da un articolo riportato nel vocabolario Treccani online, la Treccani. Si tratta di forme cristallizzatesi, cioè che sono diventate cristallo, ormai sono diventate parte della nostra cultura, di forme cristallizzatesi anticamente. E su ciò che appartiene all'antico vige la semplice regola del rispetto. In altre parole, se i padri della lingua napoletana hanno preferito scrivere queste parole con le doppie iniziali, noi per una questione di rispetto sarebbe educato che facessimo la stessa cosa. Ma anche in questo caso troviamo autori che attuano questa forma di rispetto e autori che non ne avvertono l'esigenza, oppure che scrivono la doppia solo quando è necessaria per un fine diacritico, per differenziarla da parole simili, che altrimenti potrebbero causare malintesi. Quindi ci troviamo comunque con queste quattro strade riguardo questo problema e finché purtroppo non ci sarà una accademia della lingua napoletana, come dire, a voi la scelta, fate come volete, sappiate che il problema c'è. Sarebbe giusto rispettare i padri, forse un po' meno rispettare quei pochi autori o studiosi che vorrebbero scrivere sempre la doppia consonante iniziale. Però in attesa di un'accademia della lingua napoletana, a voi la scelta. Va bene, qualsiasi cosa, spero di essere stato chiaro, per qualsiasi altra cosa mi contattate oppure vi iscrivete su Facebook al corso di ortografia napoletana oppure alla mia pagina YouTube, in modo da essere aggiornati e da poter seguire anche tutti gli altri video, qualsiasi cosa. Buona giornata, ciao ciao.